Buongiorno a tutti cari amici, oggi vedremo la partita più corta della storia dei campionati del mondo. La partita più corta almeno sicuramente tra quelle che hanno avuto un risultato decisivo, ovvero che non è finita con una patta. Una partita che è terminata in non più di 17 mosse. Come si può vincere una partita così velocemente? Beh, serve un Anand, un Vishwanathan Anand incavolato, molto arrabbiato. Siamo all'ottavo turno del match tra Anand e Gelfand, due giocatori molto solidi e il match andava avanti con tantissime patte, non volevano rischiare nulla, entrambi facevano la loro preparazione super precisa. Fatto sta che al settimo turno con il bianco Gelfand distrugge la partita prima di questa, Gelfand distrugge Anand con un gioco strategico sublime. Anand li gioca la slava di Cebanenko, per chi non sa cosa sia la slava di Cebanenko, è una, meglio, la semislava, Cebanenko è una semislava con A6, e un'idea particolare, ma Gelfand si prepara benissimo, gioca un'idea con C5 dove prende spazio, gioca con un pedone isolato su colonna chiusa con uno stile eccezionale e vince. Ok, Anand, che aveva giocato fino a quel momento con molta tranquillità, con molto autocontrollo, è arrabbiato, è indietro di un punto, deve vincere per rimanere campione del mondo. Vediamo cosa avrà in serbo in questa partita. D4, cavallo F6, C4, G6. Come già era avvenuto nel primo turno, dopo cavallo C3, il nero vuole giocare D5, ovvero la difesa Grunfeld. La difesa Grunfeld è una delle difese più solide, una delle difese più popolari contro D4. Se il nero la conosce molto bene, può effettuare delle preparazioni lunghissime, conoscere ottime linee che gli permettono di risolvere qualsiasi problema che il bianco voglia porli in apertura. Bene, Anand gioca F3. Questa è un anti-Grunfeld. L'anti-Grunfeld è un anti-Grunfeld che vuole creare una struttura Samish, ovvero porta strutture tipiche non della Grunfeld, bensì dell'estindiana variante Samish oppure della Benoni variante Samish. Questo anti-Grunfeld con F3 è una partita, è una, è proprio la variante che ho presentato nella mia partita contro Svetuskin, che è stato appunto anche l'autore, tra l'altro, di un libro su questa variante. Ed è una delle varianti più aggressive per giocare e per vincere. A questo punto D5, come io giocai contro Svetuskin nella mia partita che ho presentato in precedenza, ecco qua D5 porta a posizioni dove il bianco occupa il centro, il cavallo non può cambiarsi e poi il bianco giocherà un'idea di arroccare lungo e lanciare i pedoni nell'ala di re, eventualmente sfianchettare l'alfiere in fianchetto. Alfiere G7 porta strutture di tipo estindiano, dove ancora il bianco può giocare anche piani di questo tipo di arroccare lungo. Qua Gelfand gioca C5, ovvero vuole impostare un impianto Benoni. D5, D6 e 4, alfiere G7. Ecco qua c'è la grande novità, la grande idea creativa di Anand. La mossa normale è continuare lo sviluppo con cavallo C3, poi ci sono piani posizionali tipo, non so, alfiere D3, cavallo E2, arrocco corto, piani aggressivi come alfiere E3, donna D2, arrocco lungo e tirare i pedoni, però è vero che magari c'è un ritardo di sviluppo nell'ala di re. Ebbene, cavallo E2 è la mossa giocata da Anand. Una mossa molto logica, perché il bianco vuole sgomberare l'ala di re, vuole sviluppare questo cavallo in C3, poi eventualmente o continuerà a fare questo piano di sfianchettamento, oppure l'altro cavallo in un futuro, anche dopo che l'alfiere si è sviluppato in E3, potrà andare in D2.
in modo che i cavalli hanno uno sviluppo non molto standardizzato, ma molto originale. Diciamo che Anand, se vuole vincere contro un giocatore così preparato, deve fare qualcosa di nuovo, deve prendersi dei rischi. Perché il match mondiale avere meno 1, meno 2, meno 3 è uguale, no? Bisogna vincerlo. Ok, a questo punto il nero arrocca, cavallo e c3. A questo punto il bianco ha varie idee, ripeto, può svilupparsi con mettere l'alfiere in E3 la donna in D2 a roccare lungo, oppure molto più probabilmente mettere l'alfiere in E3 o in G5, il cavallo in D2 e l'alfiere in E2 a roccare corto. E per dire, se il nero giocasse, non so, diciamo E6, bianco potrebbe giocare, non so, alfiere E2, oppure alfiere G5 o alfiere E3 semplicemente e perdi, questa è una tipica struttura Benoni, questo cavallo uscirà in D2 per andare anche in C4, l'alfiere può andare in E2, si può arroccare e il cavallo ha dato delle caselle interessanti ai suoi cavalli, soprattutto se quest'altro cavallo arriverà in C4, sarà molto potente facendo pressione su D6. Quindi Gelfand, probabilmente spesso quando ci sono molte reazioni di fronte a una sorpresa, a volte si vuole giocare una controsorpresa, Gelfand vede che il cavallo in G1 si allontana dall'ala di re, quindi gioca cavallo H5. Questa è un'idea molto interessante, è un'idea che veniva consigliata dal motore dell'epoca, che era Houdini, adesso c'è Stockfish, prima Houdini come il mago Houdini o Houdini. Allora, secondo quest'idea di apertura, che non so se era la preparazione di Gelfand o un'improvvisazione, il nero vuole creare controgioco nell'ala di re, magari giocando F5, oppure a volte E6 e donna H4, perché il bianco con F3 ha anche indebolito questa diagonale, ora il cavallo in giù è lontano. Diciamo che ora siamo fuori dal libro, molto presto in una partita tra questi giocatori di primissima classe. Ecco una cosa, infatti, il livello molto alto dei giocatori d'elite è anche dato dalla loro grandissima conoscenza enciclopedica, meglio, più che enciclopedica, no? Perché enciclopedica è la conoscenza di ciò che è già stato creato, proprio anche analisi nuove, no? Una preparazione fatta anche dai loro secondi, dal loro team incredibile, che quindi sanno tutto a memoria, no? Nella prima parte, quindi sanno tutti i piani, molto difficili sorprenderli e vincere in fretta. Per questo anche Carlsen quando vince, adesso nella partita contro Nepomniachtchi ha vinto la partita più lunga di tutti i campionati del mondo, no? Perché serve molto appunto per prevalere a questi livelli. Però se andiamo fuori dal libro, se devono pensare con la loro testa, già dalle prime mosse può succedere di tutto. A questo punto alfiere G5, la mossa giocata da Anand. Questa è una mossa che mette alla prova il nero, che tra l'altro non reagisce nel modo migliore. Altre idee potevano essere sferrare un attacco con G4 e H4, però è pericoloso perché comunque il bianco è un po' indietro di sviluppo, il nero potrebbe provare ad aprire il centro, no? Mettere una torre sulla colonna e spalancare l'ala di donne. Diciamo che questo piano si può giocare pericoloso anche per il nero, si può continuare a giocare H5, ma è un piano molto a doppio taglio per entrambi i giocatori. Punto di non ritorno. Fiere G5 è una mossa un po' più normale che chiede al nero cosa vuole fare. A questo punto il nero non vuole giocare F5 perché il bianco può catturare su torre per F5 donna di 2, magari ci sono idee poi di spingere i pedoni. Forse questo era comunque un modo interessante di giocare, un gioco complicatissimo. Si poteva provare anche a schiacciare l'alfiere, no? Che se comunque H6 può diventare una debolezza che può venire attaccata con guadagno di tempo. Alfiere F6, la mossa giocata da Gelfand, ma ecco diciamo che il cambio dell'alfiere in fianchetto potrebbe indebolire la posizione arroccata del re nero. Bianco cattura in F6, nero prende di pedone.
In caso di cavallo per F6, donna D2, il bianco può svilupparsi in modo normale e sfruttare un vantaggio di spazio comodo. Questo cavallo ha perso vari tempi, anche l'alfiere. Il bianco può arroccare corto, vantaggio di spazio, oppure potrebbe anche arroccare lungo magari e lanciare i pedoni. E per F6 gioca il bianco donna D2. A questo punto ci sono varie idee sia di svilupparsi normalmente, sia di lanciare i pedoni, no? Con G4, H4, eccetera. Nero gioca F5 per provare appunto a sdoppiare i pedoni, aprire la colonna, ma questo non è un problema per Anand. E per alfiere per, e ora sembra che il nero sia attivo, sembra che arrivi torre 8, donna H4, ma Anand non ha paura di avere il re in E1, che può sempre rifugiarsi nell'ala di donna e gioca G4, 2 punti esclamativi. Questa mossa può apparire altamente rischiosa, ma il bianco non è in pericolo e benché questa mossa non vinca un pezzo, perché pur essendo una forchetta l'alfiere può cambiare in B1, i pezzi neri verranno respinti indietro e il bianco potrà sfruttare il suo vantaggio di spazio. Ora a questo punto Gelfand decise di giocare torre 8 e interessante la mossa torre 8. Su alfiere per, torre per, e se il cavallo si sposta il bianco può continuare un attacco sull'ala di re, no? Una tempesta di pedoni, un pawn store, no? Aprire la colonna, mettere la donna in H6, aprire la colonna H con attacco potente. Donna H4 è un altro scacco interessante su cui possiamo spostare il re, come vediamo, ecco, torre 8 e a questo punto re di 1. Ecco qua un concetto innovativo, difficilissimo da vedere. Il punto è che il re sarà molto al sicuro nell'ala di donna, sarà molto difficile da attaccare. Soprattutto dopo il cambio forzato, no? Perché per via della forchetta l'alfiere deve cambiarsi in B1, dopo alfiere per, torre per. A questo punto il re potrà andare al sicuro in C2, una specie di arrocco lungo artificiale, si potrà lanciare l'attacco. Su cavallo F6, H4, poi ripeto, o re C2, si potrà poi giocare alfiere di 3, H4 e lanciare un attacco pedonale e il re più in pericolo potrebbe essere non il re in C2 ma appunto il re in G8. Un concetto davvero estremamente interessante. Ecco, qua anziché cavallo F6 sarebbe stata ancora una lunga partita dove il bianco sta meglio ma può succedere di tutto. Questa partita Gelfand giocò donna F6 che è un errore incredibile. C'è da dire che questa partita all'epoca la commentavano Peter Leko, un altro giocatore conosciutissimo che abbiamo portato anche nel nostro canale, la mia partita contro di lui, comunque è stato un giocatore leggendario, Peter Leko, e Nepomniachtchi, all'epoca non ancora sfidante del campione del mondo, ma nel 2020, il match è stato nel 2021 o nel 2022, ancora nel 2021, sì, è stato sfidante di Carsten l'anno scorso. Sia Lecco sia Nepomniachtchi dicevano che donna F6 era buona. Anche Gelfand credeva che fosse buona. Il cavallo è in presa, ma si attacca F3. E se ora il bianco volesse difendere il pedone con alfiere 2, alfiere G2, allora il cavallo, anziché retrocedere in F6, si attiva nella fortissima casella in F4. Il nero starebbe anche meglio. Peccato che c'è un problema. La donna è intrappolata. Gelfand perderà per una combinazione bellissima di Anand. G per H5, 2 punti esclamativi. Interessante quindi nuovo come i due commentatori d'elite leggono i Pomniaci e Gelfand si siano persi e questa cattura vince. Donna per F3, scacco con attacco doppio. Nero ride, ma ride bene chi ride ultimo. Re C2. Donna per H1, ora il nero ha vantaggio di materiale, ma la donna non ha tante caselle. Di fatto la donna nera può solo tornare da dove è venuta. A questo punto, donna F2, 2 punti esclamativi, controlla la casa in F e toglie la mobilità alla donna nera, le cui caselle sono tutte controllate dai pezzi bianchi. Anche H2 controllato. Ora la minaccia è semplicemente tipo spostare l'alfiere in H3 o in E2 per catturare la donna. Quindi se nero gioca una mossa qualunque tipo A6, alfiere 2,
o alfiere H3 vincono. L'ultimo trucco dopo donna F2 avrebbe potuto essere, per dire, cavallo C6, perché ora, per esempio, su alfiere 2 potrebbe seguire uno scacco in D4. Su re scacco, su re D2, a questo punto la donna si può immolare, la donna kamikaze su cavallo per B1, torre per E2, recuperando la donna, e il nero vince perché ha la qualità in più. Peccato che dopo che il cavallo in C6 si è impreso, il bianco lo prende, con vantaggio decisivo. Ora su B per C6 la donna nera continua a essere intrappolata, la donna nera ancora cade, il bianco vince, tutte le caselle della donna sono controllate nella diagonale. Caso di donna per C6, alfiere G2 con idea cavallo D5, torre F1, il bianco ha un vantaggio decisivo. Per esempio su donna D7, cavallo D5 con la minaccia imparabile di un attacco triplo in F6, attaccando tutto ciò che è attaccabile, il nero perde. Un'idea pazzesca, un'idea bellissima, sì, qua c'è un attacco ormai decisivo, e dopo donna F2, resosi conto della perdita imminente della donna, Gelfand abbandona. Siamo alla 17ª mossa, una partita affascinante, fuori dalla norma, e la vittoria più veloce in un match per il titolo mondiale. Spero che la partita vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto con altri video. Grazie, alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!